Ancora preoccupazione nei centri estivi per la diffusione di casi positivi al Covid-19. Venerdì 16 luglio altri 2 operatori di un centro estivo di Thiene sono risultati positivi al tampone molecolare e rapido. In totale 13 bambini che si trovano attualmente in quarantena. Gli operatori contagiati non sono vaccinati. Stiamo tamponando tutti i ragazzini, tutte le ragazzine che partecipano a questi centri. Credo che questo non porterà degli effetti negativi perché non abbiamo nessun caso sintomatico, sono tutti asintomatici, per fortuna sono bambini. Allo stato di fatto noi abbiamo superato la metà della nostra popolazione in fatto di vaccinazioni, ma mancano ancora molti ultra sessantenni, soprattutto la fascia dai 60 ai 70 anni, che non si sono ancora vaccinati. Attualmente nella Pedemontana si registrano intorno ai 300 casi positivi, con un'oscillazione dai 30 ai 40 casi al giorno. In questo momento non abbiamo nessun ricovero in ospedale e questo è il lato positivo, ma sono molto preoccupato per quelle persone che non si sono vaccinate ed hanno una certa età. Stiamo cercando di ampliare la possibilità di tutti ad accedere ai punti tampone. È l'accesso diretto, accesso libero, senza pagare alcun contributo. Si ricorda inoltre la forte importanza di vaccinarsi per proteggere se stessi, le altre persone e specialmente i nostri cari. Abbiamo aperto delle agende fino all'8 settembre e c'è una grandissima disponibilità di posti. Sono circa 30.000 i posti disponibili, ovviamente suddivisi per fasce di età, ma abbiamo riservato alla popolazione più giovane, dai 19 ai 59 anni, oltre la metà dei posti.